Il sipario si è alzato ieri, il primo affondo. Lo Stato è tornato a distanza di 14 anni a rimuovere gli abusi edilizi nella zona A, a riaffermare la legalità all'interno del parco archeologico. A cadere sotto i minuscoli colpi del Bobcat appartenente ad un'impresa palmese che si è aggiudicata la gara d'appalto questo fragile muro di cinta di un'abitazione in contrada Poggio Muscello. In meno di 5 minuti il manufatto è stato abbattuto e crollato. Oggi giornata di riposo. Si riprenderà domani secondo quanto previsto dal cronoprogramma messo a punto nel corso di un vertice nei giorni scorsi in prefettura. Il secondo degli 8 interventi pianificati in questa prima fase sarà nuovamente a Poggio Muscello. Toccherà ad un ovile finire in macerie 4 giorni la durata dei lavori per un importo di poco più di 7.000 euro. Prima di fine mese i mezzi meccanici ancora in azione, ma si sposteranno in via degli Imperatori. Il 30 agosto sarà abbattuto un fabbricato, occorreranno 7 giorni di lavoro per una spesa complessiva di quasi 10.000 euro. Il 6 settembre i riflettori si riaccenderanno in contrada Poggio Muscello, dove verrà demolito un immobile. I costi meno di 5.000 euro, 7 giorni necessari per concludere le operazioni. E siamo al 12 settembre, in lista per la demolizione c'è una struttura in via Afrodite, traversa di Viale Emporium, nella frazione di San Leone. Serviranno 3 giorni di lavoro, 25.000 euro il costo dell'intervento. 3 giorni dopo sarà il turno della più grande opera abusiva da buttare giù. La zona è sempre via Afrodite, 10 giorni di lavoro per un importo di poco superiore ai 20.000 euro. Entro il 25 settembre le ruspe si metteranno poi in viaggio verso Maddalusa, a 2 passi dal mare e proprio di fronte alla collina dei Templi. La demolizione riguarderà un fabbricato, verrà distrutto nell'arco di una settimana. Il costo si aggira sui 5.000 euro. Il sipario su questa prima tranche di interventi calerà il 2 ottobre, quando verrà battuta una casa in contrada Cugnovela a Villa Seta. Per completare le operazioni serviranno 5 giorni per un importo di poco più di 4.000 euro.